Bella a tutti, raga. Qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Come potete vedere, sono già in assetto. E ieri, se non mi sbaglio, c'è stata la conferenza stampa di Bonato che non ho visto, anche se mi è stato spoilerato un qualcosina, che è l'unica cosa che so, che tra l'altro è il rinnovo di Pavoletti fino al 2026. Tra l'altro il microfono è quello giusto? Perché non mi sembra. Sì, il microfono è quello giusto. Tra l'altro fatemelo cambiare al volo. Ok, dovrebbe essere quello giusto, tecnicamente. Comunque, io direi di... Mi sposto di qua. Facciamo così. Anzi no, così. E andiamo a vederci questa conferenza stampa. Essendo una conferenza stampa di Bonato, io mi sono preparato qua il cuscino, onde evitare che mi pia la biocco, almeno sto comodo, posso dormire. Ah, così, perfetto. Si sa che, diciamo, Bonato non è proprio... C'ho tutto a disposizione qua, le sigarette, ok. Non è proprio il re delle conferenze stampa. Aumentiamo un po' l'audio del desktop, portiamolo più o meno a così. Cerchiamo Cagliari Calcio e non c'è. Perché non c'è il saluto? Forse perché è live. Eccola. Nereo Bonani in conferenza, 42 minuti di conferenza stampa. Vabbè, andiamo. Tanto i primi 25 saranno dei... Tra l'altro ho visto un commento dell'Eccelso. Allora, leviamo la chat. Si può mettere a 1080p, perfetto. Ah, comincia subito, incredibile. Andiamo a sentire. Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato, al quale cedo subito la parola per il suo intervento di apertura e poi ovviamente spazio alle domande. Prego direttore. Buongiorno a tutti, è un piacere rivedervi dopo qualche giorno. Credo che sia anche il momento opportuno per capire chi eravamo, chi siamo, chi potremmo essere, perché sicuramente è un passaggio importante per tutti noi, per voi, per capire quello che effettivamente la società ha fatto, sta facendo e farà per comunque continuare il percorso di crescita. Sono arrivato un anno e mezzo fa, la società è in una situazione di rinnovamento, ristrutturazione, c'è una visione innovativa di club, si voleva dare Quale sarebbe la visione innovativa? Per curiosità. Così, un segno di discontinuità rispetto a quello che era le gestioni degli anni precedenti e questo sicuramente è stato il primo passo fondamentale e anche quello che mi ha convinto a prendere in mano questa nuova esperienza. Una visione societaria innovativa dove c'era una suddivisione dell'operatività del club in tre aree ben distinte, l'area corporate che faceva capo a Carlo Catte, l'area business e media a cui fa capo Melis e l'area sportiva a cui facevo capo io. Ma la cosa fondamentale era la condivisione di tutte le eventuali scelte e io credo che questo sia un passaggio fondamentale perché quando si condivide e si fanno le scelte, si prendono le decisioni, sicuramente condividere in più persone porta probabilmente a fare meno errori e credo che questo nell'arco di questo anno e mezzo è stato importante perché
ha portato il club a fare scelte anche difficili, delicate, però scelte che alla fine hanno portato i risultati sul campo e non solo in campo. Ma seriamente? Ma che davvero? Ma l'ha detto sul serio? Ma è convinto? No, vabbè, vabbè. Cioè io... come faccio? Cioè come si può fare? Me lo dite voi come si può fare? Vabbè, se è convinto lui. Oddio, che cazzo fa? L'obiettivo si consisteva in 3 step, ovvero la promozione dalla B alla A, la permanenza in Serie A il primo anno, perché per una matricola è sempre difficile mantenere la categoria, e quindi il consolidamento. Fortunatamente i primi 2 step li abbiamo tenuti nei primi 2 anni, adesso c'è il consolidamento. È vero anche che questo percorso che andremo a fare lo faremo senza un fuoriclasse come mister Ranieri, però dobbiamo essere bravi a prendere i suoi insegnamenti, capire l'esperienza di questo anno e mezzo e quindi avere la capacità di portare avanti questo percorso di crescita nel modo migliore. Chi è preso? Credo che il Cagliari in questo... Perché va un FPS? Chi è preso? Tra l'altro non cambia un cazzo con sta spunta. No, le annotazioni leviamole. Sotto Dio non c'è... Ma perché? questo anno e mezzo abbia lavorato bene. Complimenti, Cagliari Calcio. Manco una cazzo di diretta sanno fa, ma dai. Vabbè. Anche sotto il profilo della gestione dei contratti, anche perché l'obiettivo era di ridimensionare il numero di contratti in essere e abbassare il monte salari. Credo che anche sotto questo profilo Pereiro infatti ancora sta a Cagliari e ancora percepisce 1 milione e passa. Quindi, mazza, ci siete riusciti? A me fanno ridere che organizzano pure le conferenze stampa per di ste fregnacce. Ma vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. tanto è stato fatto, rimane da fare ancora qualcosa, però il club in questo momento può lavorare con le mani abbastanza libere e questo è un successo perché gli effetti del Covid che No, no, non ci credo che l'ha detto veramente. Non ci credo che l'ha detto veramente. Ancora andiamo avanti col Covid, con la storia del Covid. Oddio mio, ho fatto bene a prepararmi il cuscino. magari noi ci siamo dimenticati, Eh, se andiamo a leggere i bilanci di tutti i club di Serie A sono ancora visibili e sanguinanti, diciamo, quindi sì, ma nessuno si lamenta, siamo noi gli unici che si lamentano. Com'è possibile? Com'è possibile? Cioè, anche se fosse a una certa... Comunque, il Covid è arrivato, ha creato tutto quello che ha creato. Bene, a posto. Si va avanti. Non si sta ogni fottuto giorno a dire, però c'è stato il Covid, però il Covid ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Si va avanti. Non ha senso prendersela col Covid. O comunque dire che il Covid ha lasciato ferite sanguinanti. Ma l'ha lasciata a tutti, mica solo a noi. lo dico perché tante volte i tifosi pensano che il club non voglia spendere, ma in realtà tutti i club in questi anni hanno fatto molta fatica e hanno dovuto fare fronte a delle perdite importanti. Ma nessuno si lamenta più del Covid. Solo noi. Solo noi. Ma che davvero? Detto questo, credo che dobbiamo comunque guardare avanti. Credo che abbiamo le basi importanti su cui costruire e migliorare il Cagliari.
Lo faremo con l'equilibrio, la pazienza che ci ha contraddistinto in questo periodo, perché credo che sia la strada maestra per poi raggiungere i risultati. È ovvio che il nostro deve essere un percorso di crescita graduale, equilibrato, non deve essere un tutto e subito, perché credo che solamente mettendo delle basi solide abbiamo la possibilità di diventare un club che possa. Ma cominciamo a basi solide. Mo ce le dobbiamo mettere. Ma come cambia la cosa? Tra l'altro, per il momento siamo a 10 minuti. Mi sa che è meglio che lo metto in per 2. Perché così diventa. Mamma mia. E il riassunto è quello che ho detto io adesso. Cioè, il riassunto di sta conferenza stampa è l'onomatopea che riesce a contraddistinguere, a far differenziare Bonato da un comodino. La capacità di saper emettere una vocale prolungata, sottovoce, però prolungata. Perché questa è la conferenza stampa di Bonato. E solo questo. Io mi auguro che qualcuno si armi di santa pazienza e faccia una sorta di YouTube poop, tipo il baffo quando sospirava, no? Che si sentiva solo così, ok? Ma solo con E di Bonato. Io mi auguro che qualcuno lo faccia. Dire la sua a E... lungo andare. Dicevo prima che abbiamo perso per strada, diremo, il nostro fuoriclasse, però ripeto, sappiamo tutti il perché della sua scelta. Credo che Mister Ranieri ci ha dato tantissimo, ha ricevuto tantissimo, perché credo che tutti noi abbiamo visto, diremo, quanto la gente di Cagliari, ma della Sardegna gli ha riconosciuto, e quindi forse effettivamente anche per lui era il momento giusto. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a casa sua che lui aveva proprio paura di sporcare questo suo un profilo che potesse dare continuità a quello che è stato fatto in questo anno e mezzo, quindi cercare di mantenere i valori umani, cercare di dare quella continuità e- di lavoro che ci permettesse di valorizzare il percorso di crescita di alcuni giovani e la gestione dei ragazzi più esperti. e- Eh, Abbiamo identificato questo profilo, abbiamo identificato dei e- candidati che abbiamo anche incontrato. Diremo che in questo momento ne abbiamo vabbè. uno identificato ben preciso, e quindi credo che nell'arco di pochi giorni potremo rendere ufficiale anche quello che sarà il futuro allenatore del Cagliari, e quindi questa sarà la prima mossa. Però detto questo, non siamo stati fermi, abbiamo cercato di capire anche all'interno del nostro organico cosa era giusto fare, e quindi abbiamo pensato di rinnovare il contratto di Pavoletti al 2026, che Ecco, questa era l'unica cosa che sapevo. Ma io dico, ma Cristo santo. Io voglio un bene dell'anima a Paoletti, ok? Non mi piace come calciatore, lo sapete, però io posso capire il rinnovargli il contratto. Lo capisco, lo comprendo, lo giustifico. Ma di un anno? Perché di 2 anni? Ma perché stiamo parlando di uno che è sostanzialmente quasi sempre infortunato? Stiamo parlando di un attaccante che adesso credo abbia 34-35 anni. Ma che garanzie ti può dare? La mia paura è che poi non si vada a prendere un elemento che possa andarlo a sostituire. Perché tanto penseremo, vabbè, ma tanto abbiamo Pavoletti. Sì, ma Pavoletti deve essere proprio l'ultimo asso nella manica, deve essere l'ultimo giocatore tenuto in considerazione. Cioè, deve succedere una strage là in attacco per poi far giocare Pavoletti. Non può essere né la seconda né la terza scelta. E se noi lo rinnoviamo fino al 2026, io ho una fottuta paura, e tra l'altro chissà che cifre, perché secondo me comunque 1 milione all'anno se lo pippa, noi pagheremo il contratto a un giocatore che in campo potrebbe addirittura non rendere.
sta cosa del rinnovarlo fino al 2026 non la comprendo nella maniera più totale. Figura importante che sono convinto potrà dare in campo altre soddisfazioni, perché è un ragazzo che ha avuto qualche infortunio, ma credo che ci possa dare tanto, perché chi sente la porta, indipendentemente dal minutaggio, può essere veramente utile, come lo è stato anche quest'anno. Dall'altro lato abbiamo rinnovato anche il contratto di King, quindi insomma diremo l'esperto è il giovane, e quindi insomma diremo che la società non è stata con le mani in mano. Abbiamo sicuramente le nostre idee su quello che sarà. La società non è stata con le mani in mano. Su 8 no, però 5-6 giocatori che vanno in scadenza. Tra l'altro Kingston non so nemmeno se effettivamente andasse in scadenza o meno. Ne hanno rinnovati 2, di cui uno è un giovane prospetto, l'altro è un ultra trentenne. Bah. Ok, va bene. La costruzione della rosa futura, però è giusto confrontarsi con il mister prima di prendere qualsiasi decisione. Alcune erano immediate, perché sapete bene che dal 12 al 14 dovevano essere esercitati i diritti di opzione sui prestiti, quindi noi non abbiamo esercitato il diritto di opzione né su Petagna né su Muro né su Ristagno, facendo sapere comunque all'Inter che su Ristagno noi comunque un interesse ce l'abbiamo, volevamo un po' rivedere la formula con cui potesse rimanere qua ragazzo, quindi in questo senso. Allora, il fatto che su Petagna e Shomurodov non sia stato fatto il diritto di riscatto era facilmente comprensibile, ce lo aspettavamo un po' tutti. Su Ristagno, io capisco, da una parte lo capisco, perché molto probabilmente, credo, andando a logica, il Cagliari vuole prenderlo nella maniera più totale, credo, e non voleva rischiare di andare a pagare il diritto di riscatto e poi ricevere il controriscatto da parte dell'Inter che avrebbe portato nelle casse del Cagliari letteralmente bruscolini, perché sarebbero stati, se non mi sbaglio, una differenza di 2-3 milioni dalla cifra spesa per il riscatto effettuato da noi. Quindi capisco la possibilità di stipulare una nuova tipologia di contratto per Oristagno, ma questo tu lo dovevi fare mesi fa, non lo dovevi fare adesso, non ti puoi svegliare adesso, perché questo sta a significare quello che rivendichiamo sempre alla società, la mancanza di progettualità. Perché non ti puoi svegliare adesso a pensare a Oristagno, al fatto che l'Inter ha il controriscatto, quindi anche se noi lo riscattiamo potrebbe non giocare più nel Cagliari. Non ti svegli adesso. Ma vabbè. Penso ci rivedremo successivamente nei prossimi giorni con l'Inter. Eserciteremo il diritto di rinnovo su Mina e quindi daremo continuità alla sua permanenza qui. Giusto per cercare, al di là di questo, di dare continuità al gruppo di ragazzi che ha lavorato bene. Penso che rispetto allo Poi effettueremo il coso del rinnovo su Mina. Io sapevo che il contratto si sarebbe prolungato nel caso di salvezza. La salvezza è arrivata, quindi boh, qua c'è un qualcosa che manca evidentemente. scorso anno siamo in una posizione di vantaggio perché tanti ragazzi che hanno potuto maturare un anno di esperienza, quelli che non avevano mai fatto la Serie A, adesso l'hanno fatto e quindi sappiamo quello che possono, quelli che reggono la Serie A e quelli che non la reggono. E questo è un passaggio fondamentale nel nostro percorso, perché a livello di personale credo che sia fondamentale conoscere la piazza, conoscere i giocatori, conoscere le idee del mister per poter fare le scelte giuste. Più si hanno conoscenza specifica, approfondita di questi tre argomenti e probabilmente si abbassa il margine di errore nelle scelte future. Detto questo, credo che lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento che ovviamente andrà ulteriormente portato avanti, migliorato. Probabilmente, come sempre succede, alcune cose riescono bene, alcune riescono male, però dobbiamo avere la capacità, strada facendo, di sbagliare sempre il meno possibile, perché questo credo sia fondamentale. Detto questo, chiudo con una parentesi a livello personale. È stato un periodo dove mi sono trovato benissimo, perché non ho mai avuto una sinergia, una simbiosi con la gente come qui a Cagliari. Non vi nascondo che io quando mi muovo negli aerei così trovo puntualmente una persona che mi chiede del Cagliari. Questo mi sorprende ma mi fa felice, perché significa che il cuore pulsa non solo a Cagliari, non solo in Sardegna, ma bensì in tutto il mondo, ed è anche una responsabilità, perché capisco di quanto il Cagliari effettivamente conti per la gente, e quindi per me è una grandissima soddisfazione portare avanti questo progetto, e mi fa piacere condividerla con voi, perché ripeto, la chiave di volta di questo anno e mezzo è stato il fatto della massima trasparenza fra club e tifoseria, stampa, e credo che questo deve. Infatti, massima trasparenza, certo. Sì, 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 sì. Infatti, mamma mia.
quanto sono stati trasparenti loro, proprio manco l'acqua. Come sempre l'importante è crederci quando si dicono delle cose. Se ci crede lui, chi sono io per negare tutto questo? Deve perseguire, perché se noi abbiamo ottenuto questi risultati, gran parte del merito è dovuta a questa compattezza, perché credo che se non c'era questa compattezza probabilmente non saremmo saliti in Serie A e non ci saremmo salvati in Serie A l'anno successivo. E questo deve rimanere perché è la strada che è stata tracciata e sinceramente non possiamo permettersi di lasciarla, perché solo così credo che il club possa seguire il suo percorso di crescita e credo che anche i tifosi possano ottenere le soddisfazioni e sono arrivate attraverso delle difficoltà, perché effettivamente tutti e 2 gli anni ci sono stati momenti di difficoltà, però alla fine abbiamo ottenuto il risultato e credo ci sia stata soddisfazione. E ripeto, siamo in percorso di crescita, dobbiamo condividerlo e tutti dobbiamo essere coinvolti in questa crescita. Io ho finito la mia introduzione, adesso lascio le domande a cui darò la risposta. Buongiorno direttore, sono Enrico Piria dell'Unione Sarda. Grazie intanto di questo chiarimento che c'è stato dopo la stagione. 2 domande velocissime. Cosa vuol dire avete le mani libere? Avete abbastanza libere per muovervi sul mercato e poi se avete superato l'amarezza per quella contestazione che c'è stata, insomma, forse quella richiesta di progettualità è una sorta di contestazione abbastanza dolce che c'è stata nella notte e nella sera di Ranieri. Grazie. Ma io... secondo me la delusione nasce dal fatto che forse non siamo riusciti a far trasparire bene che la programmazione era iniziata 1 anno e mezzo fa. Programmazione che Ma come, non siete stati trasparenti? Eppure mi è sembrato che avessi detto che erano stati trasparenti. Come non l'avete fatto trasparire? L'illusione nasce dal fatto che forse non siamo riusciti a far trasparire bene che Forse. Quindi la programmazione era iniziata 1 anno e mezzo fa. Programmazione che, ripeto, che ha portato al raggiungimento degli obiettivi sportivi sul campo, a una crescita di valore della rosa, alla creazione e allo sviluppo di valori umani all'interno e all'esterno dell'ambiente. E questo secondo me un po' ci ha sorpresi, perché ripeto, quello che è successo 1 anno e mezzo fa è un segno di discontinuità rispetto a quello che era stata la gestione degli anni passati. Forse questo non è stato capito, questo secondo me è l'unica cosa che forse non siamo riusciti a far trasparire all'esterno, però vi assicuro che è così. Detto questo, dicevo che abbiamo le mani libere perché effettivamente che cazzo vuol dire? Scusate. segno di discontinuità rispetto a quello che era stata la ripeto, quello che è successo 1 anno e mezzo fa è un segno di discontinuità rispetto a quello che era stata la gestione degli anni passati. Cosa vuol dire questa frase? Cioè, che vuol dire che il Cagliari non si doveva salvare? Che il Cagliari non doveva retrocedere? Che il Cagliari doveva rimanere in B? Cosa voleva intendere Bonato? Io sto facendo veramente molta fatica a comprenderlo. Forse questo non è stato capito, questo secondo me è l'unica cosa che forse non siamo riusciti a far trasparire all'esterno, però vi assicuro che è così. Detto questo, dicevo che abbiamo le mani libere perché effettivamente avendo abbassato il monte salari, avendo numericamente meno contratti in essere, quindi abbiamo delle risorse specifiche che possiamo investire su acquisizioni e questo sicuramente è un vantaggio che possiamo avere. È ovvio che dobbiamo comunque stare attenti ai paletti economici, però, ripeto, il risanamento è quasi avvenuto. Quasi. È una conferenza stampa piena di forse, piena di quasi. Quindi sostanzialmente piena di fuffa, di roba inutile. Non ci sta dicendo, perlomeno per il momento, assolutamente niente. Una conferenza stampa inutile. Ma andiamo avanti. Sono direttore Vincenzo Rimonte per la RAI. Non ha fatto il nome, comunque ci ha confermato che la trattativa con Davide Nicola insomma, è avviata e quindi presumibilmente arriverà a buon fine. Vorrei sapere per quanto riguarda diciamo, poi il suo operato, quindi la campagna estiva, si sta aspettando di confrontarsi con il nuovo allenatore, sia Nicola o eventualmente un'altra persona, o ci sono delle cose che avete già individuato, in particolare i 2 acquisti dell'anno scorso in difesa, se c'è volontà di confermarli o se già si sta prevedendo di trovare loro una nuova casa? Grazie. Allora, diremo che tutti i club hanno le proprie linee guida che dopo devono combaciare con l'idea dell'allenatore, perché ovviamente se l'allenatore condivide le scelte è molto facile che probabilmente ci crede e quindi possa valorizzare questo tipo di lavoro. Come ho detto prima, ci sono delle scelte che possono avere un risalto positivo immediato, alcune che hanno necessità di essere aspettate. Io credo che, ripeto, abbiamo fatto un buon lavoro perché comunque
è una rosa che abbiamo ringiovanito, è una rosa che può essere puntellata, anzi deve essere puntellata perché l'obiettivo nostro è comunque il miglioramento continuo e quindi vedremo quelle che saranno anche le situazioni che ci proporrà il mercato. Sappiamo che ci può essere il fatto che ci possano venire a chiedere i giocatori, però eventualmente per qualche giocatore noi lo sacrificheremo solamente se avremo una proposta economica adeguata e soprattutto se questi mezzi saranno poi utilizzati per poter migliorare ulteriormente l'organico. Questo è il nostro diktat di lavoro. No, vi giuro, raga, non sto a capire, non so se è tipo una super cazzola gigante, perché cioè, Se questi mezzi saranno mica adeguati solamente se il giocatore noi lo sacrificheremo solamente noi lo sacrificheremo solamente se avremo una proposta economica adeguata. se avremo una proposta economica adeguata. Quindi mi stai a dire, guarda, noi come società non siamo così incapaci di intendere e di volere tanto da svendere a 1,50 euro a Tsidiakos e Vietesca, ma lo faremo solo se ci sarà un'offerta congrua al valore dei giocatori. Cioè ci sta spacciando per fantasmagorico una cosa che se non la fai è un problema. Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto? Che poi la sta dicendo, toccherà vedere se la fanno. Toccherà vedere. E soprattutto se questi mezzi saranno poi utilizzati per poter E soprattutto se questi mezzi, quindi i soldi, verranno utilizzati migliorare ulteriormente l'organico. per migliorare ulteriormente l'organico. Ma perché, scusa, che ce dovresti fare? Questa non è manco poi una cosa che dipende da te, perché volente o nolente è poi il presidente a scegliere cosa fare con quei soldi. Non... o so io rincoglionito, magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti, oppure tutto quello che sta dicendo non ha il minimo senso. Andiamo avanti in per due perché veramente non... mi stanno a cascare i coglioni. Questo è il nostro diktat di lavoro e lavoriamo in tal senso. Ciao, Sergio De Moro, Tuttosport. Ascolta, a proposito appunto di giocatori, volevo capire, ci sono tantissimi giocatori, adesso non li ho contati, che sono in giro per l'Italia, di proprietà del Cagliari. Ecco, punterete anche su qualcuno di questi, perché cioè, come dire, è un discorso anche economico a livello societario, avere in giro tanti elementi che comunque possono anche essere utili qui. Ma sicuramente abbiamo dei ragazzi di questi che sono andati a fare esperienza fuori, come giusto che sia, alcuni sono andati in Serie B, alcuni sono andati in Serie C, alcuni hanno fatto particolarmente bene, quindi saranno oggetti di valutazione, altri magari hanno bisogno di fare altre esperienze per poi fare delle scelte, però credo che in questo momento qua c'è grande serenità e ripeto, abbiamo la fortuna di non avere una rosa troppo numerosa, per cui tutte le scelte possono essere fatte con la giusta ponderazione, senza avere necessità di creare confusione. E credo che questo sia un merito e sia il frutto della programmazione che è iniziata, ripeto, un anno e mezzo fa. Buongiorno, direttore della Casini Gradivina. Due domande. Una riguarda appunto l'allenatore che giustamente lei non nomina, per una questione che non è ancora ufficiale, però è uscito il nome. Volevo sapere con Davide Nicola che Cagliari sarà, dato che è stato scelto e individuato l'allenatore giusto per dare continuità. Volevo capire se è un Cagliari votato soprattutto ai giovani, quindi a una costruzione anche grazie alle doti di Mister Nicola. Poi l'altra domanda, ha detto dei rinnovi dei contratti di Pavoletti e di Kingston. Volevo sapere gli altri che erano in scadenza, Viola Mancuso, nello specifico cosa ha deciso la società o se ancora sta lavorando. Grazie. Noi volevamo un profilo che continuasse il lavoro che abbiamo iniziato, un profilo che sapesse lavorare e valorizzare i giovani, perché credo che una realtà come Cagliari sia ideale per poter valorizzare i giovani, però sappiamo bene che un campionato di Serie A richiede esperienza e quindi sicuramente sarà sempre un mix fra giovani ed esperti, perché solo così può essere. Per quanto riguarda E io qua ho letto, non è per cattiveria, ma rispondo al buon Bruno Tessi 6402. Grande rispetto per Bonato, una gran bella conferenza stampa, direi quasi illuminante. Bonato persona seria e schietta. Lasciamolo lavorare serenamente. Boh, io non... vi giuro, sto facendo fatica a capire. i rinnovi
al di là di Pavoletti, ovviamente stiamo facendo le riflessioni e le faremo direttamente con il mister che sarà in carica nei prossimi giorni probabilmente, e quindi vedremo quello che sarà. Faremo sicuramente delle riflessioni su Viola. Invece io credo che sia Mancoso e Aresti abbiano fatto il suo percorso, abbiano avuto anche la fortuna di vivere la promozione della BAA e anche questo anno di Serie A, e il fatto anche di aver avuto il minutaggio nell'ultima gara sia stato un momento molto bello e comunque gratificante anche per loro. Quindi Mancoso, Aresti, via. Ok. Buongiorno direttore, Francesco 131, due cose rapide. La prima, lei non ha fatto di Nicola perché manca ancora questa quadra, no? Con l'Empoli, quindi magari ci spiega cosa manca per trovarla. Sono fatti due nomi, Razvan Marini, che è un giocatore di vostra proprietà che in questi giorni potrebbe essere riscattato pure no dall'Empoli, l'altro nome è quello di Luca, capitano dell'Empoli, giocatore che potrebbe anche magari chissà farvi comodo. L'altra domanda invece, lei ha detto prima, parlando di possibili cessioni, no? Cioè vedremo se ci sarà il tanto, se l'offerta sarà effettivamente giusta. I nomi che girano sono i soliti, no? Dossena, Luvumbo, quindi di fatto il Cagliari non ha bisogno di venderli per finanziare il mercato d'entrata. Questo ha detto in qualche modo, giusto? Ho capito male io? Diremo che sicuramente ci saranno dei giocatori che saranno richiesti, però da parte nostra, ripeto, la base di partenza è questa e qualsiasi eventuale cessione sarà valutato in ottica di crescita futura del club. Questo è il concetto base. Per quanto riguarda l'altro argomento, sinceramente io ho parlato di un profilo ben identificato, però di altro non posso aggiungere. Con anche tutto il mercato web, volevo chiedere, non voglio dire un rischio, però è conscio il nuovo allenatore che almeno inizialmente un pizzico dovrà fare i conti non con la figura ma con l'ombra di Ranieri, nel senso che si troverà di fronte a una rosa plasmata non solo tatticamente ma soprattutto a livello mentale da lui. Grazie. Ripeto, sappiamo che mister Ranieri era un fuori classe, sappiamo il carisma che aveva su Cagliari, sappiamo anche che bisogna sostituirlo e quindi sappiamo anche che qualche difficoltà l'avremo, però credo che queste difficoltà solo tutti insieme riusciremo a superarle, quindi bisogna cercare di fare meno confronti possibili, essere convinti di essere sulla strada giusta e avere la convinzione di poter fare un cammino, diremo, comunque sempre migliorativo e con grande fiducia. Quella che ha avuto mister Ranieri qua, che è sicuramente meritata, quello che dovremo meritarsi noi e meritarsi anche il nuovo mister, perché poi è ovvio che il lavoro e i risultati sono quelli che certificano la bontà di quello del lavoro svolto, quindi insomma... Dai, mo mi aspetto, non esistono più le mezze stagioni, tutti sti luoghi comuni, tutte queste frasi fatte, ma a questo punto la conferenza stampa di Nereo Bonato sta ancora registrando, sì, è stata indetta per quale motivo? A ragione di cosa? A farci sapere che Pavoletti è stato rinnovato? Potevano fare semplicemente un post e non c'era bisogno di fare 40 minuti di conferenza stampa in cui non dice un cazzo. E io leggo commenti per schietto. Non ha detto nulla. Ma non ha detto nulla di nulla. Importante, ecco, che ci sia inizialmente, credo, l'appoggio, per questo è fondamentale, perché, ripeto, è uscito un fuori classe che aveva una capacità e un carisma non comuni. Sì, Enrico Gargano, la Sardegna, buongiorno. Intanto su Ranieri ancora, torniamo un attimino per dire che il giorno bellissimo di Reggio Emilia, in conferenza stampa c'è stato anche il presidente che ha detto Ranieri rimarrà con noi quanto tempo vuole. Ecco, avete fatto un tentativo pure, comunque cosa è successo tra Reggio Emilia il giorno, mi sa 2 giorni dopo, che ha deciso di ritirarsi. E l'altra è che la piazza chiaramente è ingolosita e vorrebbe qualcosa di più. Che cosa può in questo momento dire su questo qualcosa di più che magari vorrebbe la piazza? Come obiettivi, chiaramente. Su mister Ranieri devo dire che il mister... ci aveva detto a me presidente ancora prima di Reggio Emilia che molto probabilmente una volta raggiunto l'obiettivo comunque a fine stagione aveva intenzione di lasciare perché secondo il suo punto di vista è arrivato il momento giusto. Ovviamente noi ci è dispiaciuto e non poco, però abbiamo capito quelle che erano le ragioni e quindi sinceramente abbiamo provato a farlo desistere ma giustamente aveva preso la sua decisione, probabilmente era il momento giusto e quindi nulla da dire. Per quanto riguarda quello che sarà il futuro, credo che anche noi vogliamo migliorare, ripeto, però la crescita deve essere graduale. Perché il tutto subito può essere anche fumo negli occhi. Io credo che è molto più importante avere la consapevolezza di quelle che sono le nostre risorse, di quello che possiamo fare, cercare di ottimizzare le risorse che abbiamo a disposizione, di ottimizzare le idee che ci sono, che comunque abbiamo elaborato durante l'anno, e questo è il nostro percorso di crescita, che magari può essere un po' più lungo, ma magari ci può portare comunque a dei risultati confortanti. Ripeto, l'obiettivo della società è promozione, salvezza, consolidamento e continuo miglioramento. Questo è. Saremo a Buongiorno vedere. direttore, Giacomo De Sica, di Calcio Castello. Volevo chiedere qualcosa sul reparto avanzato, visto che insomma il Petagna rientra al Monza. Shomurodov, ecco, le chiedo se invece lui può fare il discorso di Oristagno, cioè magari cercherete comunque un accordo migliore con la Roma, e poi se ci può fare un identikit dell'attaccante che andrete a cercare, perché comunque evidentemente vi servirà andare sul mercato degli attaccanti. Se un profilo, ad esempio, faccio un nome, quello di Colombo, su cui voi eravate stati molto vicini l'estate scorsa, se può essere un profilo simile, ecco. Sicuramente il reparto avanzato è il reparto dove numericamente siamo più in difficoltà, dove tanti ragazzi sono rientrati alle scuole di appartenenza, dove alcuni ragazzi sono andati a scadenza, quindi sicuramente interverremo. E sicuramente servirà un giocatore dalle caratteristiche dell'attaccante centrale, servirà probabilmente un giocatore con caratteristiche da seconda punta per esterno per cercare di completare l'organico. È ovvio che abbiamo avuto modo in questo anno di analizzare ed approfondire le caratteristiche di tanti profili sia nel mercato italiano sia nel mercato europeo, e quindi stiamo facendo tante valutazioni, abbiamo sul tavolo una serie di profili che abbiamo studiato, con cui ci vorremmo confrontare anche con il nuovo mister per fare la scelta migliore, perché ci possa portare, diremo, in dote dei gol.
fermo restando che, ripeto, se guardiamo la lista e i giocatori che appartenevano alle società che hanno fatto il nostro campionato, forse l'unico che è andato in doppia cifra fosse Pinamonti, e sappiamo però che ha costi e monte ingaggio proibitivo per recuperare come la nostra. Quindi non sarà così semplice fare una soluzione, però, ripeto, abbiamo studiato e speriamo che questo studio porti frutto. Per curiosità. Ok, che era in prestito dall'Inter. Minchia, ma che davvero? Ma davvero? 2,4 milioni di euro. La Madonna. Porco due, non pensavo così tanto. Cioè, Cragno a Sassuolo guadagnava 1,8 milioni per non giocare. Volpato 1,3 milioni. E tre soldi quanto prende? Per curiosità. Olla, mettimeli tutti. Non si vede. Ma m'ha stupito sta cosa perché non pensavo prendesse così tanto. Non pensavo. Cioè, stranamente c'ha ragione. Stranamente. Su Sciomuro è un ragazzo che ha avuto problemi di ambientamento, che ha avuto un infortunio, quando si è ripresentato nella fase finale ha dato il suo contributo, ha dei costi diremo proibitivi per noi, però non è una porta chiusa, è ovvio che noi possiamo fare determinate operazioni nelle nostre condizioni, se ci saranno magari lo prenderemo in considerazione. Direttore, buongiorno, Paolo Canetta, Cagliari 1900. Non è che è chiusa la porta, è blindata. È proprio blindata. News. Volevo chiederle, oltre a Mister Ranieri, sappiamo che ha lasciato Cagliari Nathan Nandez, un giocatore chiave comunque nella squadra di Mister Ranieri. Ecco, volevo chiedere a lei come si sostituisce un giocatore come Nandez e se state lavorando in questo senso per individuare dei profili che possono fare al caso del Cagliari. Grazie. Adesso, il discorso di Nathan è un discorso particolare perché, ripeto, credo che sia da parte della società sia da parte del ragazzo c'era comunque questo amore condiviso. È ovvio che c'era l'aspetto economico che un po' spostava tutto questo amore, e l'offerta che ha avuto, diremo, e che ha ricevuto ha spazzato via proprio tutti i dubbi. E fermo restando, ripeto, noi come società, ma credo tutta la gente rimarrà per sempre legata a Nathan, e Nathan stesso credo che rimarrà sempre legato a Cagliari. Anzi, il fatto di andare in Arabia gli ha tolto anche lui il pensiero di dover giocare contro il Cagliari. Questo dice tutto quanto fosse il suo amore, che comunque era contraccambiato anche dal club e dalla gente di Cagliari. Ripeto, per quanto io ami Nandez, bisognerebbe vedere se ricevendo un'offerta con lo stesso stipendio ma da parte di un'altra squadra italiana, magari Inter, magari Milan, magari Juve, magari Roma, se rifiutasse a prescindere o meno, perché non abbiamo la controprova per dire questo, quindi io non mi spingerei a dire tanto. Con tutto che io amo Nandez, dire che sostanzialmente ha accettato quell'offerta soltanto perché non gli andava di rigiocare contro il Cagliari mi sembra un po' troppo pretenzioso, ecco. Stefano Budellanza, le faccio un nome, ma giusto per capire quale può essere l'orientamento del mercato. Un profilo, per esempio, come quello di Miranchuk, fa parte del tutto subito o di magari una crescita graduale, considerati i costi e considerato che ci sarà concorrenza. Ecco, faccio il nome di Miranchuk per capire un attimo quali saranno gli obiettivi del Cagliari. Miranchuk sì, no, tutto subito, miglioramento. No, credo che, ripeto, noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra filosofia è quella di una crescita graduale e di un continuo miglioramento. Sul mercato, dopo le occasioni possono arrivare subito, dopo si possono cogliere o non cogliere. È ovvio, se mi chiede il Cagliari va ad acquistare Miranchuk, no. Se sta facendo, ma dico Miranchuk per dire un nome, ma si possono fare tante situazioni che magari ragazzi o perché non rientrano più nel progetto tecnico di qualche top club, e quindi potrebbero essere occasioni per poter arrivare a Cagliari, dove magari rimettersi in discussione, dove magari riprendere un cammino come lo state per tanti altri giocatori. Credo che si possa prendere in considerazione. Ecco, diremo, rispetto all'inizio abbiamo un grande vantaggio, che conosciamo bene l'ambiente, quindi quello che serve in una piazza come Cagliari, sappiamo bene il gruppo di ragazzi, quindi lo spogliatoio, quindi sappiamo eventualmente la personalità, la qualità di un giocatore, se inserito in un contesto come può essere la nostra rosa può emergere o meno, e questo sarà comunque una costruzione futura. Sappiamo anche quelle che sono le idee e la filosofia di gioco del futuro allenatore. Ecco, condensando tutte queste, diremo, situazioni e analisi, credo dobbiamo passare al e andare a scegliere il giocatore che possa poi trovare la miglior collocazione. E su questo mi riporta un po' quello che è successo a gennaio, dove noi è vero che siamo intervenuti solamente nella fase finale del mercato, però credo che siamo arrivati in maniera chirurgica a scegliere diremo, i giocatori giusti da mettere dentro nella posizione giusta. Quindi tante volte la fretta è una cattiva compagna. È vero che bisogna essere veloci, però bisogna essere effettivamente equilibrati, pazienti, capire quello che serve. Ecco, credo che questo deve essere il nostro modus operandi, perché così effettivamente noi riusciremo a costruire una rosa competitiva e completa senza fare tanti errori. Posso pure essere d'accordo,
perché posso essere d'accordo, però il fatto anche che bisogna ridursi all'ultima ora di mercato, all'ultimo giorno o all'ultima settimana, mi fa capire innanzitutto che tu non sei stato in grado prima di intavolare una trattativa o di comunque riuscire a risultare accattivante ed allettante per quel giocatore, e secondo che non riesci a fare quello che vuoi, non riesci a programmare, non riesci a gestire tutta una stagione di Serie A e non riesci a gestire ancora di più un calciomercato che non è che dura chissà quanto, dura un mese. Quindi non spacciamo il fare le cose fatte bene con fare le cose fatte male, perché secondo me è questo quello che si sta facendo. Si sta spacciando per un atteggiamento risoluto e razionale il fatto di non riuscire a progettare una stagione e né tantomeno una trattativa di calciomercato, perché per me quello è. Buongiorno direttore, Fabio Ornano per Calcio Castello. Le chiedo, intanto Ibrahim Suleiman e Kingston Mutandu hanno esordito nelle rispettive nazionali maggiori, quindi le chiedo la soddisfazione del club su questi giovani di prospettiva scelti dal club. E poi se il nome di Antonin Barak, che era stato vicinissimo al Cagliari recentemente nell'ultima sessione di mercato, è un profilo chiuso a quell'esperienza di mercato, oppure c'è la porta aperta per poter riprovare a portarlo a Cagliari. Grazie, buon lavoro. Allora, per quanto riguarda, diremo, le convocazioni sicuramente di Sulemana e di King, sicuramente ci fa piacere, perché il club ha sempre puntato sul settore giovanile. Credo che in questi anni si stia raccogliendo il frutto del lavoro della semina fatta negli anni passati, perché oltre a loro ricordo che anche Ober, che comunque ha un passato nel settore giovanile, è comunque l'europeo con la Slovacchia, quindi è un altro motivo di soddisfazione. Lo stesso. Allora, Kingston è effettivamente settore giovanile del Cagliari. Peccato che Obert principalmente è settore giovanile Samp, se non ricordo male, e Sulemana non penso sia settore giovanile Cagliari, anche lui. Credo Hellas, se non addirittura qualche altra squadra prima. Non sono frutti del settore giovanile del Cagliari, perché i frutti del settore giovanile del Cagliari, a quanto pare, sono più adatti ai campionati di B o di C. Quindi non lo so, vogliamo spacciare per traguardi importanti e per soddisfazioni il fatto che dei giocatori non cresciuti nell'ambiente Cagliari abbiano esordito per la prima volta in nazionale, quando dei giovani comunque abbastanza validi che tu hai usato in Serie B potevano tranquillamente fare il caso tu anche quest'anno? Spacciamola per cosa buona, che vedevo Dio. Cioè non... Sta live mi sta a far cascare i coglioni per terra, vi giuro. Sul Gumbo che è convocato nella propria nazionale, lo stesso Veroli che comunque è passato, che anche lui è stato convocato per l'Under 21, quindi sono tutti segnali che comunque il club ha lavorato anche con i ragazzi più giovani e adesso piano piano si sta raccogliendo i frutti. E questo è un altro ramo su cui dobbiamo lavorare e fare in modo che Veroli, poi Veroli, non so quale sia la pronuncia corretta. Se non mi sbaglio, anche lui principalmente era scuola Pescara, poi credo abbia fatto forse un anno e mezzo con la primavera e adesso è andato al Catanzaro dove ha fatto abbastanza bene. Però da qui a definirlo frutto del settore giovanile del Cagliari ce ne passa. porti più frutto possibile. Per quanto riguarda Barak, credo che sia un discorso simile a quello che si è detto di Miranchuk. Sono quei profili che hanno un target in questo momento al di fuori di quello che può fare il Cagliari, però sul mercato tutto può succedere. Magari non può rientrare nel progetto tecnico del nuovo allenatore, quindi insomma si faremo le votazioni, si sta facendo. Però ripeto, abbiamo il vantaggio di sapere effettivamente chi siamo e quindi sappiamo il target e i profili di giocatori su cui dobbiamo andare. Buongiorno direttore, Lorenzo Schiro, Cagliari News 24. Si è parlato degli eventuali riscatti di Ristani, di Shomurodov, di Catania. Ovviamente a me viene da chiedere se verranno riaperti anche i discorsi per Gaetano con il Napoli, se c'è la possibilità quantomeno. Grazie. Ma magari. Sì, anche con Gaetano il rapporto è rimasto aperto, il ragazzo stesso ha detto che si è trovato benissimo, quindi insomma è ovvio che Mister Conte ha chiesto di poterlo vedere in ritiro per poi prendere le proprie decisioni. È un ragazzo che ha fatto tutto il stagione, quindi è giusta anche la scelta di Mister Conte e noi ci siamo messi in fila, vediamo quello che succede. Sì, direttore, forse l'anno scorso scuffetto. Noi ci siamo messi in fila. Vabbè, mettiamoci in fila. Che Degli anni sono stati in qualche modo i poli opposti, no? A livello di rendimento e di anche di aspettative, perché voi sia lei che Ranieri, lei soprattutto tanto su scuffetto, visto che l'aveva già avuto poi anche da esportiere, insomma, aveva riposo su di lui grande fiducia, è stata confermata. Yanto invece al di là forse del gol di Empoli, che comunque è stato preziosissimo, perché grazie anche a quella vittoria vi siete salvati, forse non ha mantenuto le aspettative. Le chiedo che posto avranno nel Cagliari di domani? Ma credo che, ripeto, comunque anche l'anno scorso tutti i giocatori si sono sempre confrontati con il mister, quindi non c'è chi ha scelto chi, è sempre stato tutto in comune accordo, cose che, ripeto, si sa sempre che quando una campagna acquisti difficilmente va 100% perfetta, quindi insomma gli errori, ripeto, ci saranno sempre. L'importante è abbassare il margine.
sul fatto che vadano di comune accordo faccio Vediamo, la fatica. conoscenza questo sicuramente permette di abbassarli. Detto questo, sicuramente Scuffetta ha fatto bene, Young ha fatto meno bene rispetto a quelle che sono le sue qualità, sono comunque due tesserati del Cagliari, quindi ripeto, valuteremo, strada facendo quello che sarà il suo destino, confrontandoci con il nuovo mister. Ripeto, siamo nella, come ho detto prima, nella posizione di poter scegliere cosa fare e non è una posizione, diremo, indifferente. Direttore, prima ci ha anticipato che il Cagliari ha intenzione di esercitare su Mina l'opzione per averlo anche il prossimo anno, ma è una cosa diciamo condivisa dal giocatore? Voi avete parlato insomma con alcuni giocatori, quindi anche da parte sua c'è questa volontà di fermarsi per tutto un altro anno a Cagliari o eventualmente insomma siete aperti anche a possibilità sul mercato in uscita per Mina? No, diremo che Mina, un mese prima che finisse il campionato, è venuto il mio ufficio e mi ha detto, direttore, io voglio rimanere a Cagliari, perché mi sono trovando bene, quindi io mi metto a disposizione e rimango a vostra disposizione. E quindi lui si è già esposto. È altrettanto vero che la situazione con Mina è particolare. Noi avevamo tenuto l'opzione per l'allungamento, lui aveva ottenuto una clausola d'uscita di 2 milioni in caso venisse una società, diremo, fino al 15 di agosto per poter esercitare questo. Quindi, però da parte di Mina, ripeto, ancora prima che finisse il campionato, è venuto lui nel mio ufficio e ha detto, io rimarrei qua, mi sono trovato bene, mi sento, sono ritornato giocatore, mi sento protagonista, come lo è stato effettivamente. Quindi, insomma, Perfetto, già abbiamo uno snodo abbastanza cruciale, perché questo ci fa capire che sebbene Mina possa essere interessato a rimanere, basta un'offerta da 2 milioni che il Cagliari sarebbe obbligato ad accettare e Mina potrebbe tranquillamente andare via. Quindi tu mi stai dicendo che del mercato che tu hai fatto lo scorso anno rischi di non avere il giocatore che avevi in prestito secco, e posso pure capirlo, ma di perdere anche quello che tu hai portato facendo prendere una boccata d'aria fresca al reparto difensivo del Cagliari. E tu questa me la chiami progettualità, tu questa me la chiami, come aveva detto prima, non mi viene in mente. Va bene, cioè, se questo è effettivamente costruire un consolidamento, se questo è consolidarsi, ci sono molti problemi, ma tanti, tanti. il messaggio è stato lanciato. Dopo, ripeto, se arriva un'offerta come quella di Nathan, credo che bisogna alzare le mani tutti e dire ok, giusto così. Peccato che a Naidan l'offerta non gli è arrivata. Cioè, l'offerta di Naidan non è stata per comprare il cartellino. Cioè, sì, è per comprare il cartellino, ma al Cagliari non gliene va in tasca niente, perché Naidan è andato via a parametro zero. È andato via a parametro zero perché la società, a prescindere dal fatto che le richieste o meno di Nandez fossero state più o meno esose, non è stato in grado di tenersi ancora sotto contratto uno dei giocatori che potenzialmente poteva avere più mercato. Quindi, a prescindere dal fatto che Nandez sia uno stronzo o meno, la società qui è stata inadeguata, è stata indecente, perché non è riuscita a far firmare un contratto più che doveroso a uno dei pochi giocatori che effettivamente aveva mercato e che gli avrebbe permesso almeno di incassare qualcosa. Questo a quanto pare si chiama consolidamento. Bene, io ho un'altra idea di consolidamento, però va bene. Direttore, chi meglio di lei può rispondere? Cosa serve al Cagliari per navigare in acque tranquille? Serve migliorare. Abbiamo costruito nel tempo una base che va puntellata, sicuramente in alcuni reparti più di altri, perché ovviamente, come si diceva, il reparto avanzato numericamente manca qualcosa. Sugli altri reparti ci sono delle caratteristiche e sappiamo che ci sono delle caratteristiche che dobbiamo integrare, cercheremo di integrare. Però, ripeto, le idee le abbiamo chiarissime. Sappiamo che probabilmente sarà un turnover molto più limitato rispetto alla scorsa stagione. Questo significa che comunque è un percorso virtuoso, perché credo che meno cambiamenti si facciano di stagione in stagione, significa che meno manca per arrivare a un buon livello, oppure al livello che pensi di arrivare. E quindi sarà facendo, vedremo dove e cosa fare. Però ripeto, rispetto all'anno scorso sono molto più tranquillo, perché l'anno scorso avevamo tante, ma tante incertezze, perché chi aveva fatto bene in Serie B non aveva mai fatto la Serie A, quindi non so se si dice pure da voi, ma a Roma si dice che Tranquillo ha fatto una brutta fine, quindi non sapevamo qual era l'impatto. Chi aveva fatto la Serie A comunque era un po' avanti con l'età e quindi non sapevamo se la reggeva ancora, e quindi ci siamo presi parecchi rischi. Fortunatamente ne siamo usciti. Adesso dobbiamo prenderne atto e dobbiamo sicuramente intervenire per portare, ripeto, per migliorare e alzare il livello dell'organico, perché sappiamo che il livello tecnico va sicuramente alzato. Grazie a tutti, buona giornata. oddio mio, meno male che è finita, guarda, meno male. Allora, mettiamo qua video. Conclusioni. A quasi un'ora di video. Conferenza stampa totalmente inutile, che non ha, fatemi levare le cuffie, che non ha detto assolutamente nulla.
sono 40 minuti della mia vita sostanzialmente sprecati. Non c'è stata nessuna notizia rilevante degna di nota. Madonna, ste cuffie. Non c'è stato detto niente, non c'è stato... Capisco, ma non c'è stato comunque in questo caso confermato il fatto che Nicola sarà il prossimo allenatore. Però sappiamo che comunque sarà lui dalle voci insistenti che girano nei suoi confronti. Ci viene propinato il consolidamento, l'aumentare, il puntellare la rosa per migliorarla, ma stando ai paragoni che vengono fatti, tutto questo non si è visto, anzi è il completo opposto. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di cosa vogliamo parlare? Questa è un'ulteriore prova, per come la vedo io, che questa società non è capace a gestire una squadra in Serie A. Non lo era in B, non lo è tantomeno in A. Vogliamo continuare a campare così e continuiamo a campare così. Che vedevo di io? Cosa vedevo di? Io quello che potevo fare, io l'ho fatto 2 annetti fa, se non mi sbaglio, provando a far girare una petizione su change.org, che tra l'altro la trovate ancora lì. Quindi staremo a vedere. È chiaro che è ancora prematuro parlarne. Stiamo nel momento attuale in cui sto registrando adesso e non si vedrà mai. Al contrario, vabbè. Sono le 15:58 del 14 agosto. Sì, 14 agosto. 14 giugno. Può accadere di tutto. È possibile pure che il Cagliari l'anno prossimo si qualifichi in Champions League. Ma non ci fate passare tutto questo come un progetto, come un abile consolidamento, come il fatto che si è riusciti a fare un qualcosa per bene, perché è palese come per il momento non sia assolutamente così, nella maniera più totale, perché appunto è il 14 di giugno, Ranieri si è dimesso più di un mese fa praticamente, cioè quasi un mese fa, e noi da quel momento in poi abbiamo contattato la qualunque per venire a Cagliari ad allenare la squadra e ne ha risposto soltanto uno, che tra l'altro era pure sotto contratto contro un'altra squadra. Boh, vabbè, che vedevo di? A me tutta questa situazione sinceramente mi fa molto ridere, ma veramente tanto. Comunque niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!